A proposito di donatori, è più facile per un donatore di sangue diventare anche donatore di midollo, secondo te? Sì, sicuramente sì. Perché c'è più sensibilità? No, perché intanto sei già un po' più preparato, parti già col dono, e già donare sangue è un dono e in più è un passaggio immediato secondo me. Infatti a me l'hanno proposto e non ho visto, ho detto sì, certo, assolutamente sì. Ma è vero che i maschietti sono quelli che hanno più paura del lago? Sì, sì, di solito sì, 9 su 10 sì, però insomma dai. E come fai a... Tu sei anche volontariato, quindi partecipi eventualmente anche Sì. ai momenti di sensibilizzazione, quindi devi convincere altri maschietti a farlo. Sì, Come però, fai? ma sì, si fanno i tatuaggi 9 su 10 e hanno paura di una puntura. Dunque dobbiamo essere forti e non far paura, no? Le cose più divertenti che hai sentito, i ragazzi se ti chiedono qualcosa, Eh, cosa chiedono soprattutto? Beh, innanzitutto se fa male subito e come diceva lei appunto il discorso del midollo spinale, hanno paura di quello. E rimango in carrozzina e ti dicono no, assolutamente. Poi ripeto, io non sono un medico, ci sono i medici che Beh, danno... tu sei la testimonianza reale, poi che stai Sì. bene. Sì, 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 ma si vede anche. Ma tu ti senti molto come quel supereroe? No, 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 no. Una persona normale, normale come tutti gli altri. Però sei diventato supereroe per la persona alla quale hai Sì, donato. sicuramente sì. E per me lei è un supereroe. Perché ha affrontato peggio di quello che ho affrontato io. Se doveste fare un appello, Ragazzi e ragazze, donate perché è da fighi. Cioè, per me chi dona, chi ha il coraggio di donare è un supereroe, ma oltre a quello è proprio, come dicono, c'ha lo slang giovanile stra mega figo. Forza venite gente è gratis. Sì, è gratis. È gratis.